progetto PON, Socialità e Creatività, teso a dare la possibilità ai ragazzi di esprimersi in un murales, a rivalutare i murales in quanto lavoro creativo di comunicazione e nel frattempo dare una possibilità di lavoro attivo, immersivo, che veda la fattibilità degli alunni a realizzare lo stesso con la libertà dei mezzi espressivi che può avere un ragazzino di scuola secondaria di primo grado. Il progetto mirava alla possibilità di far sperimentare ai ragazzi l'ambiente multimediale. Attraverso queste nuove tecnologie siamo riusciti a riprendere un lavoro trattato dai ragazzi durante le attività curriculari, un lavoro sulla legalità, e creare un progetto multimediale. Sarà visibile attraverso delle targhe poste lungo i viali della scuola, e questo progetto praticamente mira a far conoscere i testimoni della legalità che si sono contraddistinti o comunque che hanno testimoniato con la loro vita proprio ciò in cui credevano. L'obiettivo è stato quello di far acquisire delle competenze in lingua inglese attraverso un approccio comunicativo partendo da situazioni reali. I ragazzi sono stati molto felici di poter migliorare queste loro competenze, hanno frequentato con molto entusiasmo, molti si sono poi iscritti alle certificazioni Cambridge e quindi siamo felici di questa integrazione che c'è stata fra i vari ragazzi anche di diverse classi e aver promosso queste iniziative nel nostro territorio. Ci possiamo ritenere veramente soddisfatti di questo obiettivo, di come è stato raggiunto. Il progetto PON Sportivamente Insieme, effettuato in questo istituto, coinvolge tutti i bambini e ragazzi di scuola primaria, quinta elementare, e di scuola secondaria di primo grado o prima media, ovviamente. I ragazzi sono stati coinvolti nel conoscere e applicare le gestualità dei principali sport quali ad esempio calcio, pallavolo, pallacanestro. Si sono divertiti moltissimo, sono stati sempre presenti e siamo contenti di aver svolto questa attività presso questa scuola. E questa esperienza è stata bellissima, ho imparato tantissime cose, è stata un'esperienza entusiasmante e la consiglierei a tutti. E vorrei ringraziare il professor Nicola Palermo e la professoressa Di Cosimo per avermi dato questa opportunità di partecipare a questi PON. Okay. Questi siamo noi, parte di noi, una parte della squadra dell'Istituto Comprensivo Don Antonino Lamela Maddì.